Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. La pesca in Calabria è in ginocchio per un allarme ingiustificato. Gli unici a guadagnarci nella storia della nave dei veleni che non c'è sono stati i giornali locali e non solo. A Cetraro nessun fusto radioattivo, la zona non è inquinata. Il caso, per il procuratore nazionale antimafia Piero Grasso, è chiuso. Nel mare di Cetraro c'è il piroscafo Catania, affondato durante la Prima Guerra Mondiale da un sommergibile tedesco. Personale dell'Ufficio Misure di Prevenzione della Questura di Cosenza ha eseguito una confisca di beni ai sensi della normativa antimafia nei confronti di Giovanni Muscolino, 31 anni, esponente delle cosche mafiose di Cassano allo Ionio, cognato del potente capoclan Antonio Forastefano. I beni confiscati oggi sono tutti quelli già sottoposti al sequestro preventivo nel novembre 2008 per un valore di circa 800.000 euro. Trova sul proprio conto corrente la fantastica cifra di 600.000 euro e cerca di arraffare quello che può, ma viene bloccato dalla polizia. È quello che è accaduto ad un 49enne dipendente di un'azienda municipalizzata di Reggio Calabria. I soldi sono quelli di un'importante azienda pubblica che, per un errore di battitura del numero di conto da parte di un impiegato dell'istituto di credito, accredita la cifra su quello dell'incredulo 49enne. È arrivato l'avviso di conclusione indagini dell'inchiesta ferma da anni per le 7 persone morte di tumore in seguito alla lavorazione delle fibrette d'amianto nella fabbrica della Montedison di Crotone. Il procuratore della Repubblica Raffaele Mazzotta ha fatto notificare l'avviso a 8 tra direttori e responsabili dello stabilimento. L'accusa loro rivolta è quella di omicidio colposo plurimo, non avendo predisposto alcuna forma di tutela per la salute dei lavoratori della fabbrica. Ieri nelle 26 corti di appello di tutta Italia si sono svolte assemblee di mezz'ora dove è stato letto e discusso il manifesto di protesta affisso in tutte le sedi di giustizia. Sotto accusa i continui attacchi che ricevono con cadenza ormai quotidiana i magistrati, con il caso eclatante del premier Berlusconi che li ha etichettati come comunisti. L'assemblea si è svolta anche a Reggio Calabria e Catanzaro e non è stata esclusa nessuna forma di protesta da parte dei magistrati. La provincia di Crotone, guidata da Stanislao Zurlo, ha ripristinato il contributo di 288.000 euro al Crotone Calcio, che era stato revocato dalla precedente amministrazione. I dettagli dell'accordo sono stati illustrati dall'assessore provinciale allo sport Gianluca Marino e dal presidente del sodalizio rossoblù Sasa Gualtieri. Siamo riusciti alla fine ad avere quello che c'era stato, ripeto, tolto. Diamo la sorte capitale, come sia di 288.000 euro, una piccola quindi boccata d'ossigeno che diamo alla società Calcio Crotone. Esce oggi e sarà disponibile in tutti i negozi di dischi il nuovo album di Sergio Cammariere, Carovane, che si presenta con nuove sonorità e il gusto dell'invettiva contro scandali e ipocrisia. Nel disco sono stati utilizzati anche strumenti esotici insieme ai più familiari chitarra, violino, tromba e sax. Il cantautore crotonese sfiora anche i temi ambientali che stanno interessando la Calabria in questi ultimi mesi. Nel teatro Francesco Gambaro di San Fili ieri sera è stata presentata la terza edizione della manifestazione denominata Fantastica, che si svolgerà dal 30 ottobre al 1 novembre. Una kermesse che prevede un premio letterario per il miglior racconto breve d'orrore e un concorso internazionale per cortometraggi horror. In serata spettacoli comici per esorcizzare il tutto. Si inizia stasera con Giobbe Covatta al Palatenda.